Buongiorno, ben ritrovati, buon inizio settimana, siamo in diretta come sempre. Ovviamente oggi parleremo della Donata Nazionale degli Alpini a Vicenza con davvero un record di ascolti, oltre 1.500.000 telespettatori incollati alle reti di Media Nord-Est per assistere allo sfilamento delle penne nere a questa giornata di festa degli alpini. Quindi noi insomma vedremo come è andata, avremo anche qua come ospiti due alpini, ripercorreremo quelle 3 giornate di festa e vedremo anche una Vicenza dopo questa 3 giorni di festa, e quindi con insomma si sta cercando di risistemare anche un po' la città. Ovviamente parleremo anche della cronaca lo vediamo subito, perché ad esempio a Venezia c'è stata una scritta antisemita con offese e minacce alla comunità ebraica, comparse proprio al Lido di Venezia, nella zona del Galapatoio. Lo segnalano i consiglieri regionali del Partito Democratico, Montanariello e Zottis. Parole di una violenza inaudita, affermano in una nota, e da condannare per non lasciare il minimo spazio a chi vuole fomentare odio approfittando della situazione internazionale, visto che nelle vicinanze della scritta è stata installata da poco una videocamera di sorveglianza. Dicono i consiglieri, si spera che gli autori di questo gesto vengano identificati. E poi andremo a Padova, dove c'è una protesta pro-palestina, si sta cercando di non far andare avanti le elezioni al BO, quindi all'università. Ci sono momenti difficili di tensione, ne parleremo poi con la nostra redazione di Padova che si collegherà fra qualche minuto. Ma prima di tutto questo anche il sondaggio di oggi che parla della Naia, perché ritorna da più parti la proposta di ripristinare la leva obbligatoria. L'idea è stata rilanciata ieri dal vice premier Salvini, che parla di una Naia di 6 mesi per ragazze e ragazzi, una sorta di servizio universale per la comunità. Una proposta di legge è già pronta, ma frena il ministro Crosetto. Serve esercito di professionisti visti i venti di guerra. Il dibattito dunque è aperto e voi vedete ora la domanda che vogliamo proporvi noi. Naia di 6 mesi per ragazze e ragazzi, secondo voi è giusto? Se volete rispondere sì, in verde 0422 1626 691. Se invece volete rispondere no, 0422 1626 690. Potete votare già da ora all'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione in prima serata di questa sera, Ring. Parliamo di cronaca. C'è stato un altro fatto davvero preoccupante a Treviso, nel cuore di Treviso, e responsabili sempre dei minorenni. È un ennesimo episodio di violenza lo scorso fine settimana nel centro storico. Un bullismo al femminile a Treviso, in aumento infatti le ragazzine coinvolte in risse o piccole rapine in città. L'ultimo caso nel tardo pomeriggio di venerdì 10 maggio, quando pattuglie della polizia sono intervenute in via Castelmenardo per l'aggressione ad una quindicenne presa di mira da 2 ragazzine di 16 e 17 anni che le avevano strappato di mano la borsetta davanti a numerosi ragazzi e passanti, alcuni dei quali hanno anche filmato con il cellulare la scena. Le baby bulle sono 2 adolescenti italiani di seconda generazione. L'aggressione è avvenuta poco dopo le 18 e quindi comunque in pieno giorno. La quindicenne rapinata è stata avvicinata dalle 2 con la scusa di chiederle una sigaretta a testa, e quando la giovane ha aperto la borsetta per dare le sigarette è iniziata dunque l'aggressione, con addirittura calci e pugni, tutto sotto gli occhi davvero atterriti dei passanti, che hanno immediatamente chiamato le volanti della polizia, che sono giunte sul posto. Le 2 ragazzine hanno posto resistenza anche agli agenti della polizia, perché non volevano essere portate in questura. Al termine delle operazioni le 2 ragazzine sono state comunque fotosegnalate e denunciate alla Procura dei minori di Venezia per rapina.
E rimaniamo però nella Marca perché ci sono ancora furti in provincia. È accaduto ieri sera a Selva del Montello, a Soquadro, l'abitazione di una coppia, spariti soldi, alcuni gioielli e ricordi di una famiglia. Mai successo una roba del genere, proprio perché siamo andati fuori un sabato dopo tanto è successo. Una serata, la prima dopo molto tempo a cena fuori, poi al ritorno l'amara sorpresa per una coppia di Selva del Montello, la cui abitazione è stata razziata dai ladri. Quando intorno alle 23:30 marito e moglie sono rientrati a casa, hanno visto la porta al primo piano aperta. Una volta entrati hanno subito capito cosa fosse successo, sia la loro abitazione che quelle in cui una volta abitava la madre del marito messa a soqquadro. Dalla cucina alle stanze da letto, cassetti aperti, dispense svuotate, vestiti negli armadi messi sottosopra. Disastro che adesso c'è tutta domenica da passare qua a metà a posto, purtroppo non c'è altro da fare. Forzata la porta di una camera, a terra frammenti di legno e una parte della maniglia strappata con forza. In una credenza i ladri hanno trovato circa 400 euro in contanti. Io ho visto i soldi qua. Prendi i soldi e butta via. Dalla camera da letto della coppia invece portati via alcuni gioielli. Hanno rubato i braccialetti miei e la fede sua. Per fortuna gli altri li ho salvati. Erano ricordi, signora? Sì, quello della cresima mia e l'altro che me l'aveva regalato lui quando eravamo fidanzati. Fortunatamente i malviventi non hanno toccato una medaglia della madre defunta e il cappello d'alpino dell'uomo. Oggi dovevo andare giù a Bassano per via della dunata e mi metto a posto la casa. Nell'abitazione sono arrivati i carabinieri che ora indagano sul furto. Per marito e moglie resta lo shock per quanto vissuto. Come si vive adesso dopo questa esperienza? Coltivala. Un po' traumatizzati, senti sempre quelli intorno, state i ladri, ma quando ti capita resta il segno brutto. È evaso dagli arresti domiciliari, ma per cercare di non farsi sorprendere dai carabinieri ha tentato maldestramente di rientrare in casa dal retro dell'abitazione, venendo bloccato e perquisito. Addosso aveva un taglierino. È accaduto l'altra mattina a Trevignano, dove i militari della compagnia di Montebelluna hanno arrestato in flagranza un 42enne del luogo, sottoposto alla misura cautelare dallo scorso gennaio. Dopo aver cercato per il paese, lo hanno rintracciato in una via adiacente alla casa. Oltre a ritornare domiciliare, è stato denunciato per porto abusivo di armi. Continuiamo con la cronaca e andiamo a Padova. È stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio un 34enne padovano incensurato. In casa aveva un discreto quantitativo di droga. Scoperto dal continuo andirivieni sotto casa, un 34enne incensurato padovano è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova per detenzione ai fini di spaccio. Alcuni residenti della centralissima via Zabarella infatti si erano insospettiti perché ad ogni ora del giorno c'era un via vai di giovani. Gli agenti hanno atteso uno dei tanti clienti e quando ha citofonato per ritirare l'ordinazione di marijuana sono saliti con lui. Durante la perquisizione dell'appartamento del 34enne i poliziotti hanno trovato e sequestrato 200 grammi di marijuana, diversi grammi di cocaina, hashish ed ecstasy, oltre a 2 bilancini di precisione, il materiale per il confezionamento e alcuni fogli con nomi e cifre riconducibili all'attività illecita di spaccio. Il 34enne è stato arrestato e ora si trova agli arresti domiciliari nella sua abitazione in attesa di convalida. E rimaniamo sempre a Padova perché dopo 12 anni si è conclusa con una condanna a 3 anni una brutta storia di violenza sessuale nei confronti di una giovane badante moldava. Condannato a 3 anni e mezzo per violenza sessuale nei confronti della badante che doveva accudire la sua anziana madre, un 67enne di Solesino è stato arrestato dalla squadra mobile di Padova in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla procura. L'uomo è stato riconosciuto colpevole e condannato lo scorso ottobre. La sentenza è diventata definitiva a febbraio. I fatti risalgono al 2012, quando una giovane donna moldava, 27enne all'epoca dei fatti, ha sporto denuncia nei confronti dell'uomo che aveva assunta come badante
dell'anziana madre. Dopo appena qualche giorno l'uomo infatti aveva cominciato a molestarla con continue richieste di rapporti sessuali, asserendo che questi erano compresi nella sua paga mensile di 1.000 euro. La ragazza aveva respinto con forza gli approcci molesti, venendo in più occasioni palpeggiata anche davanti alla madre inferma dell'uomo. La ragazza ha così deciso di denunciare il 67enne, l'uomo è stato indagato e poi condannato con sentenza divenuta definitiva a febbraio. Gli agenti lo hanno rintracciato sul luogo di lavoro e portato in carcere a Padova. In momenti di tensione, l'altro pomeriggio agli impianti sportivi La Gemma di Casier, in provincia di Treviso, per una lite tra alcuni ragazzi che stavano assistendo ad una partita di calcio. Avevamo organizzato una partita di calcio femminile, erano tutte ragazze, naturalmente erano arrivati anche tutti i loro amici, i loro gruppi. Una trentina di giocatrici accompagnate da un'altra cinquantina di ragazzi tra i 18 e i 20 anni, arrivati anche da fuori provincia, si sono dati appuntamento al campo da calcio dell'impianto sportivo La Gemma di Dosson di Casier. Un pomeriggio tra sport e allegria, poi intorno alle 18 il clima cambia e sale la tensione, quando per motivi non del tutto chiari scoppia una lite tra i due gruppetti. Quando hanno cominciato a fare così un po' di tutta questa gente, una massa che cercava, correva e si strattonava, e noi per precauzione abbiamo avviato le forze dell'ordine, tutto là. Volano degli spintoni, qualcuno dei ragazzi tenta di intervenire, anche gli stessi responsabili della struttura provano a calmare gli animi. Abbiamo detto cosa state facendo, non so, il ragazzo là, uno ha anche cercato di fermarne uno, ma nulla di particolare, insomma. In quel momento sono in corso anche 2 feste di compleanno con molti bambini presenti. Vengono chiamati i carabinieri. Pochi minuti e la situazione torna alla calma, con i protagonisti del litigio che nel frattempo se ne vanno. È finito tutto in 2 minuti, solo che al momento, essendo tanta gente, abbiamo pensato di avvertire le forze dell'ordine, che poi sono arrivate quando era già tutto tranquillo. Ed ora andiamo invece a Padova. L'avevamo annunciato prima, la manifestazione degli studenti universitari pro-Palestina che da venerdì sono accampati nei cortili del Palazzo del Bo a Padova e stanno cercando di interrompere le lezioni universitarie. Ce ne parla subito la nostra Valentina Visentina. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno, mi vedete, ci stiamo spostando in corteo perché la mobilitazione degli studenti sta toccando più sedi dell'Università di Padova, studenti che da 3 giorni sono accampati all'interno del Bo per chiedere ovviamente l'interruzione del fuoco, della guerra in Palestina, ma anche per chiedere all'Università di interrompere qualsiasi rapporto, relazione scientifica con gli atenei israeliani. Oggi hanno tentato di entrare per proporre uno sciopero anche agli altri studenti, ma le porte dell'università sono state chiuse. I nostri intenti erano più che pacifici, l'idea era entrare dentro l'università, raccontare quello che stiamo facendo, invitare alla mobilitazione, dare dei volantini. Eppure la rettrice ha chiuso le porte per tutto il giorno, ha sequestrato di fatto gli studenti che erano all'interno, che a fatica riuscivano ad uscire. Per cui il tema è che la rettrice sta rifuggendo un confronto con una composizione grande di studenti e studentesse, ma non solo, di dottorandi, ricercatori, lavoratori dell'università, che si mobilita e che chiede il boicottaggio accademico, una cosa chiara che ci chiedono gli studenti e le università palestinesi in questo momento rase al suolo, perché sono l'unico strumento che abbiamo per minare alle fondamenta ideologiche, militari e politiche dell'apartheid israeliano. Come continuerà la protesta in questi giorni, nei prossimi giorni? Noi abbiamo rilanciato più volte alla rettrice la necessità della nostra partecipazione all'interno del Senato accademico, che fino adesso si è protetto dietro a cordoni di polizia e ingressi sbarrati ogni volta che abbiamo provato a partecipare e a portare la nostra mozione. Noi pensiamo che se l'università si ritiene un'istituzione democratica deve far partecipare studenti e studentesse che collettivamente si sono organizzati intorno a una posizione che tra l'altro difende il diritto allo studio e all'esistenza di un popolo intero, che quindi deve essere difeso anche da quelle istituzioni che democratiche si ritengono. Domani pomeriggio infatti è previsto un nuovo Senato accademico, ci sarà la discussione di una mozione, questa volta presentata direttamente dalla rettrice Mappelli, in cui ci si allinea sostanzialmente
sostanzialmente con quanto richiesto dalle Nazioni Unite, ma per il momento non c'è in vista nessuna interruzione di rapporti scientifici con gli atenei israeliani. La mobilitazione degli studenti continua, ci stiamo spostando verso il Dipartimento di Storia e per tutta la giornata la mobilitazione si sposterà e sarà itinerante per poi tornare nella sede centrale del BO dove ci sono ancora le tende. Da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie davvero a Valentina Visentini, ed ora invece dovremo andare subito a Vicenza per la 3 giorni di questa adunata, queste grandi giornate di festa degli alpini con, l'abbiamo detto, un record di ascolti per Media Nord-Est con 1.500.000 spettatori incollati alle reti del nostro gruppo. Ma sentiamo subito come sta andando anche questa giornata post adunata dal nostro Daniele Garvin, che lo vedo sullo schermo. Daniele, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno a te e ai telespettatori. Hai proprio detto bene, è stata l'adunata dei record sotto tanti punti di vista, oltre ai telespettatori, ma anche l'affluenza. 100.000 le penne nere che sono sfilate ieri sera davanti alla tribuna d'onore che vedete alle mie spalle, che è cominciata subito a essere smantellata. Ci vorrà una settimana di tempo, come è stato il tempo necessario per sistemarla, ma ci troviamo in questo momento a Campo Marzio e in questo momento tutti i capannoni che sono stati allestiti. Invito anche il collega Andrea Benetti a farvi vedere un po' la situazione. Ieri era il cuore dell'adunata e in questo momento abbiamo visto alle 23:10 ieri sera ufficialmente il COC che organizzava gli spostamenti ha dato l'ok per aprire i varchi che erano stati installati, proprio perché ha decretato a quell'ora la fine della manifestazione e l'inizio della mobilitazione di tutto quello che è stato fatto. Ecco, dicevamo dei record anche di affluenza, circa 500.000 le persone sono stimate, sono venute a Vicenza, numeri incredibili, per cui è stato necessario aspettare e soprattutto allestire tutta l'accoglienza, dai pernotti anche banalmente ai servizi igienici. In questo momento abbiamo i responsabili della SEBAC. Che cosa ha fatto? I numeri da record anche per voi. Buongiorno, sì, abbiamo un numero da record anche per noi, abbiamo posizionato 1.000 bagni chimici distribuiti per la città, attendamenti, isole ecologiche, fiera, scioglimento, ammassamento. Abbiamo messo, oltre ai bagni chimici mobili, dei bagni per la tribuna VIP. È stato un servizio molto importante, straordinario direi anche per noi. Ecco, diciamo proprio questo banalmente è un segno, però la logistica è proprio un segno dell'efficienza dimostrata sotto vari punti di vista, oltre anche ai bagni speciali che sono stati fatti, no? Che sono bagni specifici proprio anche avveniristici rispetto al solito, che comunque hanno ricevuto i complimenti dei VIP, sì, di chi ha anche usufruito. Esatto, sia Zaia che ci ha riempito di orgoglio, perché questi bagni sono a basso consumo d'acqua, sono sottovuoto, quindi riescono a essere molto performanti con grande afflusso di gente e quindi essere anche chiaramente sostenibili, ecco, diciamo così, quindi veramente molto bello. Ecco, e Daniele, bisogna anche dire che noi abbiamo girato in questo momento per tutti i vari villaggi alpini che sono stati allestiti in città. Bisogna dire che già sono praticamente vuoti questa mattina, per cui anche tutto quello che è stato creato in maniera così effimera per accogliere le persone che sono arrivate già sono spariti. Sostanzialmente qui a Campo Marzio diciamo che è stato strutturato molto di più, ancora si legge la struttura, il grande villaggio che è stato fatto alle mie spalle, c'è proprio il villaggio alpino. Un attimo fa è decolato l'ultimo elicottero dell'esercito, da dove si sono lanciati anche i paracadutisti ieri, ricordiamo lo spettacolo grande, insomma una dimostrazione di efficienza che servirà anche per Biella, a cui è stata data la stecca ieri sera. Non a caso voi, il gruppo veneto di Rovigo, che cosa succederà? Sì, noi grazie a questa bellissima esperienza straordinaria serviremo anche l'adunata di Biella ai prossimi anni e contiamo di portare là questo esempio veneto di come abbiamo gestito questa grande afflusso, questa straordinarietà di persone a Vicenza. Ecco, Daniela, a questo punto, con questo entusiasmo che ancora, nonostante il lavoro, la fatica, ecco, noi allora ringraziamo e auguriamo buon lavoro. Grazie mille. Ecco, vorrei segnalare anche la straordinaria lavoro fatto insieme a IEM, alla Polizia Locale, alla Protezione Civile, che insieme abbiamo coordinato il ritiro di questi bagni e della struttura della Polizia della città, quindi molto bene. E con questo restituisco la linea allo studio.
Grazie davvero a Daniele Gravin, grazie anche al suo ospite. Noi continuiamo ovviamente a parlare di alpini perché lo avete sentito dal nostro Garbin, quasi 500.000 persone a Vicenza in 3 giorni, un indotto economico di 200 milioni di euro, sono proprio alcuni dei numeri della 95esima adunata che ha vissuto le sue battute finali. Per il presidente Mattarella Alpini esempio di onore, senso di dovere e spirito di sacrificio. Allora accogliamo con un applauso questo sogno di pace degli alpini che apre la sfilata della 95esima adunata nazionale. È il sogno, l'invocazione di pace ad aprire la sfilata delle penne nere in una Vicenza quasi estiva, il momento più atteso, più emozionante di questa 95esima adunata, quello in cui tutti gli alpini si mettono insieme in marcia. La sfilata è il momento in cui insieme vogliamo dimostrare da un lato la nostra compattezza, la nostra capacità di essere insieme, ma anche dall'altro lato quella di saper condividere, di essere quindi solidali con tutti. Ecco, credo che questa sfilata abbia questo profondo significato, quest'anno poi con un motto veramente particolare. Sia gli alpini in armi nelle missioni di pace, oggi abbiamo la taurinense che non può essere qui, ma che è in Libano a fare da cerniera tra Israele e il Libano stesso con le forze dell'ONU. Al fianco del presidente Favero ha sfilato il ministro della difesa Guido Crosetto a Vicenza insieme al generale Francesco Paolo Figliuolo. Il ministro Crosetto ha rigettato l'ipotesi di ripristinare il periodo di leva in termini educativi per le nuove generazioni. Il servizio civile universale, ha detto chiaramente, non è una cosa che riguarda le forze armate. Agli alpini sono arrivati i saluti istituzionali del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e della premier Giorgia Meloni, in tribuna il vice premier Matteo Salvini e il ministro Luca Ciriani. La lunga marcia tra 2 ali di folla è proseguita fino a sera con i veneti e i trevigiani che hanno sfilato per ultimi. La storia siete voi, davanti a voi la sezione di Valdobbiadene. Valdobbiadene, Vittorio Veneto, Conegliano, sezioni numerose e ricche di storia alpina. E adesso la sezione di Vittorio Veneto, una sezione importante, se non altro per il nome che la lega inevitabilmente, ineluttabilmente alla città della vittoria. Reparto Salmerie, oggi non ci sono più gli Roso, non ci sono più i vecchi muli, ma c'è il loro ricordo e la loro storia. Ammirate il vessillo della sezione di Conegliano, per quei del Conegliano, o se sciampe o se mo. Sindaci fieri in testa alle delegazioni, gruppi alpini che orgogliosamente sfilano davanti alla tribuna d'onore. È la volta di Treviso. Fa il suo ingresso nell'area dello sfilamento la sezione alpini di Treviso, terra del Grappa, del Piave e del Montello, territorio toccato dalla storia, ma anche da un presente di attiva operosità al servizio delle proprie comunità. Infine il passaggio della Stecca a Biella che ospiterà la Dunata 2025. Ma ora riavvolgiamo il nastro e andiamo a vedere il risveglio della città che si preparava al momento clou di questa Dunata, lo sfilamento delle sezioni alpine. Vi state portando verso l'ammassamento? Esatto. Intanto da dove venite? Da Piacenza. Ecco, e da Piacenza avete vissuto qui tutti e 3 giorni o siete arrivati? No, siamo arrivati adesso freschi. Ecco. Ma a che ora siete partite? Alle 5, un quarto alle 5. Chi ha trascorso la notte prima della sfilata a Vicenza, chi si è messo in macchina ben prima dell'alba per raggiungere la grande famiglia alpina, la 95esima adunata nazionale. La città si sveglia pian piano, gente per strada ce n'è poca, poi allo scoccare dell'ora dell'ammassamento il percorso della sfilata si anima di alpini e di pubblico. Come va? Siete pronti? È da un po' che siamo pronti, e ci stiamo anche preparando per la prossima. Noi siamo di Biella. In occasione della Dunata nazionale ieri voi cosa avete fatto? Il compleanno. Il compleanno. 72 anni. 72 candeline. Avete portato anche come sedervi? Sì. Bisogna essere comodi, bisogna essere in prima fila ma anche comodi. Comodi, sì, ha ragione. Dopo ci alzeremo per la sfilata. Colazione consistente perché la giornata è lunga e c'è da marciare. La figlia dell'Alpina.
Ce l'ha anche scritto dietro, la figlia dell'alpino, vedi? No, si è attrezzata proprio perché... Sono anche atalantina. Certo, perché è di Bergamo. Sì. Anche Sì, arrivati in finale. Siamo in finale, siamo nella storia, quindi ho portato a Vicenza un po' di Bergamo. C'è chi alla Dunata non sfila, ma porta nel cuore e addosso un ricordo e un messaggio. Ci si sente uniti, ecco. Ed è quell'unione che la richiama. Il ricordo del mio compagno, che è stato lui a iniziarmi, a portarmi, e dopo ho detto vado avanti io e boh. Che cosa sta portando lei qui oggi? Io sto portando la zaino e il cappello del mio papà, originale della Russia. Si è fatto una necchia nella neve, 42 gradi sotto zero. Si addormenta e si sogna di me, il bambino piccolo che l'ho salvato. Ha detto se non mi sognavo ero morto, aveva già un piede congelato. Ed è tornato a casa? Tornato a casa. Molti i figuranti che rievocano quel che è stato, dalle divise storiche alle moderne portatrici carniche. Ricordi che ci sono stati tramandati dalle nostre nonne, che noi abbiamo il dovere di tramandare e di non far dimenticare questo contributo che le donne hanno dato. Vecchi e boccia insieme per accompagnare uno dei più anziani di questa adunata, originario di Grancona nel Vicentino. Il suo nome e il suo cognome? Damiano secondo. Mai primo? Mai. Secondo? Sempre secondo. Anno di nascita? 1921. Il racconta che è tornato dalla guerra, che nessuno se lo aspettava, perché lo pensavano già morto, e invece quando l'hanno visto arrivare tutto il paese le ha fatto festa perché proprio lo davano già per spacciato. Questa invece è? La croce al merito. Di guerra. Di guerra, sì. Ed ovviamente noi continueremo a parlare degli alpini, lo faremo verso l'una con 2 alpini di Conegliano che vengono a trovarci per tirare un po' un bilancio di questa 3 giorni bellissima, fortunatamente anche con il sole. Ed ora andiamo invece a Verona perché ormai è iniziato il conto alla rovescia per la visita del Papa, che noi seguiremo come sempre tutta la giornata dalle 7 del mattino in diretta per voi, per seguire questa nuova tappa del Papa a Verona, ma lo vedo già pronto e quindi cedo subito la linea a Lorenzo Maier. Lorenzo, buongiorno. Buongiorno Daniela, a te e ai nostri telespettatori. Buongiorno da Verona, come vi faranno anche vedere le immagini di Cristian Roca Riendes, ci troviamo proprio dietro l'arena, in un luogo cuore della città scaligera che tra pochi giorni attende trepidante, direi, la visita del Santo Padre, di Papa Francesco. Una città che oggi si è svegliata già operosa con un tempo meteo che per fortuna ha dato tregua e che confida anche per i prossimi giorni ovviamente di avere un bel tempo, un sole caldo per accogliere il Santo Padre. La città si sta preparando, siamo stati questa mattina ad incontrare il vescovo di Verona, Monsignor Domenico Pompili, che poi finita la nostra intervista si è recato in prefettura perché come abbiamo detto anche in occasione di Venezia e come documenteremo nei prossimi giorni, la visita del Santo Padre richiede una complessa macchina organizzativa. Sono attese qui in città per le 3-4 tappe che Papa Francesco farà, 50.000 fedeli, ma è una città che a prescindere dal Papa sta già vivendo un antipasto, un'anteprima della stagione turistica. Ci sono già molti turisti, ci dicevano qui questa mattina, che stanno trascorrendo questa primavera, che si stanno preparando anche all'estate, perché Verona offre un ricco programma di appuntamenti e di eventi culturali. Ecco, l'arena ovviamente è un simbolo conosciuto in tutto il mondo della città e qui si svolgono concerti e grandi iniziative. Anche la scorsa settimana, lo ricordiamo, è stato tenuto un concerto che voleva, anche se
sensibilizzare contro la violenza di genere. Quindi una città attiva, presente, trepidante nell'attesa di Papa Francesco. Ci saranno anche delle sorprese che ci sono state rivelate, che verranno fatte per omaggiare il Santo Padre, ma soprattutto una visita che non vuole essere uno spot di una giornata, ma che è stata preceduta da un lungo cammino che fin dallo scorso novembre ha visto impegnato tutta la diocesi veronese. Poi c'è anche la partecipazione non solo di Verona, ma come lo è stata anche in occasione della visita di Venezia, di tutto il Triveneto, e non solo, perché arriveranno qui sabato per concelebrare la messa anche alcuni cardinali che sono originari proprio di queste terre. Ma se sei d'accordo, Daniela, lancerei il servizio che abbiamo preparato, che è un estratto dell'intervista a Monsignor Domenico Pompili, vescovo di questa chiesa, e così nel frattempo raggiungeremo anche il sindaco per capire un po' come stanno andando questi giorni. Come vi state preparando a questo grande momento? Ci stiamo preparando anzitutto pregustando già la gioia di questo incontro e cercando di realizzare tutte quelle condizioni perché questo appuntamento sia vissuto con le tante persone che interverranno con la serenità e anche, direi, con la sostenibilità necessaria. Giustizia e pace si baceranno, un po' una linea guida, un titolo anche di questa visita, possiamo dire, è proprio adatto al magistero di Papa Francesco. Sì, e non solo, ma adatto soprattutto ai tempi che viviamo e che Papa Francesco interpreta in una forma assolutamente originale e direi anche controvento rispetto alle narrazioni precedenti che spesso fanno risultare la guerra come un esito quasi ineluttabile. Invece da Verona, grazie a Papa Francesco, ci sarà la possibilità di fare un grande grido di pace per cercare di rimettere insieme queste due dimensioni della giustizia e della pace, perché la pace si nutre della giustizia e dunque di rapporti socialmente compatibili. Ecco, ci saranno vari momenti, ripercorriamo un po' brevemente le tappe della giornata, per favore. Il Papa arriva di buon mattino, come suo costume, partendo da Roma alle 6:30, arriva qui per le 8 e subito avrà un incontro con i bambini che saranno davanti a Piazza San Zeno, dunque davanti alla Basilica, dentro la quale saranno i sacerdoti, i religiosi e le religiose che il Papa incontrerà per primi, dopodiché uscendo sulla piazza farà festa insieme con i bambini e gli adolescenti, 5-6 mila che saranno lì ad assepati intorno alla piazza. Poi da lì, intorno alle 9:40, si muoverà verso l'Arena di Pace, dove troverà l'Arena che sarà popolata da migliaia di appartenenti a diversi movimenti popolari che il Papa stesso ha invitato ad essere presenti, perché la sua persuasione è che la pace nasca dal basso, cioè non semplicemente è prodotta dalle scelte dei governanti, ma è anche invocata da quelli che sono, per così dire, i cittadini comuni. I movimenti popolari, circa 160 e diverse migliaia di persone saranno lì insieme con lui a riflettere sulle grandi questioni che fanno la pace, la democrazia e i diritti, l'ecologia integrale, le migrazioni, il disarmo, l'economia e la finanza. E dopodiché ci sarà il momento nel carcere, un momento privato per così dire, perché non saranno sicuramente possibili troppe riprese dall'interno, e che dice però di una scelta del Papa che va sempre nel carcere, ma in questo caso va in carcere e si ferma addirittura a pranzo con i detenuti, cioè condivide un momento particolarmente familiare con loro. E il messaggio che il Papa ogni volta lancia è che ogni persona non è mai semplicemente quello che fa, e per quanto abominevoli possano essere le sue azioni, nessuno che sta oltre quelle sbarre è considerato e da a considerarsi una persona perduta. Ma questo è un messaggio potente che rimbalza anche al di fuori del carcere, perché dice che nessuna persona, per quanto fallita, è mai perduta.
E da ultimo il Papa si reca nello stadio, dove celebrerà l'Eucaristia alla vigilia di Pentecoste con tutte le realtà ecclesiali provenienti dalle 320 parrocchie della diocesi. Saranno decine di migliaia quelli che saranno lì intorno a lui, e sarà il momento della Pentecoste, che per la fede è l'atto di nascita della Chiesa, perché Gesù, donando il suo spirito, introduce questa sua presenza che fa della Chiesa non più un gruppetto anonimo e disorientato, ma una comunità di persone coraggiosa e alternativa. Cosa si aspetta la diocesi e la città di Verona da questa visita? Ma fondamentalmente due frutti: da un lato la gioia del Vangelo, di cui il Papa è un interprete affidabile, come recita il titolo della sua enciclica Evangelii Gaudium, e dunque una rinnovata scioltezza e vivacità nell'annuncio del Vangelo, che rappresenta anche oggi una straordinaria maniera di guardare all'esistenza, appunto segnata dalla gioia più che dalla depressione o peggio dalla tristezza, e dall'altra il dono della pace, da invocare per le tante situazioni lacerate che contraddistinguono il tempo che stiamo vivendo. Eccoci Daniela, quindi come avete sentito un'intervista davvero ricca di significati, ma anche molto attuale. Se non hai altre domande vi salutiamo e restituisco la linea. Grazie davvero a Lorenzo Maia, che speriamo di avere ancora in questa nostra prima edizione, magari più tardi, per raccontarci ancora di questa importante nuova visita del Papa in Veneto. Ed ora invece andiamo subito a Venezia, ed esattamente a Mestre, dove continua la protesta al Parco San Giuliano, e ce ne parla subito la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno. Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Detto bene, ci troviamo a Mestre, siamo alle porte del Parco San Giuliano, dove ieri si è svolta questa manifestazione organizzata dall'Associazione Amici del Parco, a cui hanno partecipato tantissimi cittadini e anche membri di altre associazioni, compreso anche il Comitato No Inceneritore. Insieme a noi c'è Anna Forte, proprio la presidente dell'associazione, che prima di specifichiamo che la manifestazione era stata organizzata da tempo, eravate centinaia, quindi è stata davvero un successo ed è andata a buon fine. Ricordiamo tra l'altro a 20 anni dall'inaugurazione del parco, però c'era stato un qualche tentativo da parte dell'amministrazione in qualche modo di ostacolarla. Beh, decisamente un ostacolo ce l'hanno creato, non ci hanno dato il permesso di poter accedere con un camioncino attraverso il polo nautico per portare le attrezzature per allestire quello che era un punto di ristoro con cibo, musica e delle sedute, quell'area di picnic che il progetto di Mambro tra l'altro prevedeva nella punta, che non è mai stato realizzato dall'amministrazione. Ecco, come mai l'amministrazione ha agito così? Perché voi ci state scontrando ormai da tempo per impedire che venga messo in atto un determinato progetto che proprio riguarda il parco. Ufficialmente i motivi sono quelli di una sicurezza, ma noi non abbiamo visto i cartelli di legge dell'area di cantiere, che ci è stato detto questo è il motivo. Decisamente, visto anche ciò che ha dichiarato il sindaco la mattina della manifestazione ieri, noi stiamo portando avanti un'azione di protesta, quindi in dissenso con le iniziative dell'amministrazione Brugnaro. Noi ci battiamo perché il parco sia consegnato integralmente nella sua progettazione iniziale dell'architetto di Mambro, Antonio Di Mambro, che ieri era con noi e che ha tenuto un intervento persino commovente in alcuni momenti, di sicuro il più applaudito, che ha ricordato al sindaco in maniera autorevole che il parco non sono questi 70 ettari che lui si è trovato realizzato tra l'altro dalle passate amministrazioni, e che l'amministrazione Brugnaro ha privatizzato per circa il 60%, stabilendo una serie di concessioni con i privati. Il parco è un progetto di 700 ettari, 200 di acqua, il resto di terra, sulla gronda lagunare, e che vede su via San Giuliano uno degli ambiti migliori. Il sindaco ci vuole realizzare un terminal turistico e un centro di scambio intermodale. Noi ovviamente ci battiamo, stiamo raccogliendo le firme, ne abbiamo già più di 8.000 e stiamo arrivando alla quota dei 9.000 e continueremo la nostra opera di sensibilizzazione contro questo progetto che è uno scempio. E avete presentato un ricorso?
Sì, naturalmente, visto le forze politiche di minoranza in Consiglio Comunale hanno rigettato la proposta, ma le forze in campo sono quelle che sono e quindi a noi cittadini resta solo questo, fare un ricorso amministrativo al TAR che abbiamo notificato le settimane scorse e che depositeremo definitivamente nei prossimi giorni, con il quale appunto chiediamo che il Tribunale si riconosca le nostre buone ragioni. Qui non c'è un interesse pubblico prevalente alla base dell'accordo di programma e soprattutto non c'è un percorso, un iter amministrativo corretto che tenga conto di quella che è la progettazione e la normativa urbanistica vigente. E quindi nel frattempo, in attesa di quello che sarà l'esito del ricorso, voi continuerete ad organizzare iniziative in tal senso per far capire quanto importante sia la valorizzazione del Parco San Giuliano. Ringrazio Anna Forte, presidente dell'Associazione Amici del Parco. Qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Ilaria Marchiori. Noi ora ci fermiamo, qualche istante di pubblicità e poi torniamo nuovamente in studio. Siamo tornati nuovamente in studio con questa nostra prima edizione e ricominciamo con una notizia che arriva da Treviso, un singolare intervento delle volanti della questura di Treviso. Al 113 è arrivata una chiamata da parte di un ultra ottantenne con problemi di mobilità. La donna ha chiamato la polizia perché si era interrotta la corrente, c'è stato un distacco della corrente elettrica nel suo appartamento e purtroppo per poterlo riattivare bisognava andare al piano interrato e lei ovviamente non riusciva a raggiungerlo, quindi ha chiamato la polizia. I poliziotti delle volanti sono intervenute, sono andate, hanno ripristinato la corrente e poi sono andate nell'appartamento della signora per sincerarsi che tutto andasse bene e che la signora stesse bene e non avesse problemi di salute. Poi le hanno tenuto un po' di compagnia. Questa dunque la notizia che arriva dalla questura di Treviso. Ed ora invece andiamo a Padova per continuare con la cronaca, perché c'è stata una disavventura per un escursionista ferrarese lungo un sentiero dei Colli Eugani ed è dovuto intervenire il soccorso alpino. È stato necessario l'intervento del soccorso alpino di Padova per aiutare un escursionista 53enne proveniente da Ferrara che stava percorrendo un sentiero sul Monte Cinto in località Cavabomba. 8 i soccorritori intervenuti ad aiutare la donna che era sul sentiero dopo che aveva riportato un sospetto trauma alla caviglia. Caricata in barella, la donna è stata trasportata per 1,5 chilometri, poi trasferita in ambulanza all'ospedale di Schiavonia. Ed ora andiamo con la cronaca dal Friuli Venezia Giulia, andiamo a Udine in provincia, cioè a Socchieve, alla diga di Capizzi, dove è stato ritrovato il corpo senza vita di un pescatore del luogo, vittima probabilmente di un malore. Si è tinta di giallo la giornata di sabato 11 maggio nella località della diga di Caprizzi, in quel di Socchieve, dove è stato rinvenuto il corpo ormai senza vita di un pescatore residente del luogo. Secondo le prime ricostruzioni, alla base dell'accaduto ci sarebbe stato un malore. Questo, dice la prima ricostruzione, secondo la quale l'uomo avrebbe accusato i sintomi di un malore e successivamente sarebbe scivolato nel laghetto antistante la diga, restando impossibilitato a uscirne visti i sintomi del malore in corso. Questo, sempre secondo la prima ricostruzione, avrebbe portato alla morte per annegamento, ma verrà fatta più chiarezza successivamente. Il corpo è stato ritrovato poco dopo l'accaduto, sconvolgendo la comunità di Socchieve per la morte del pescatore 64enne. Ed ora invece a Pordenone, dove ci sono stati attimi di apprensione in fiera per un uomo colto d'arresto cardiocircolatorio salvato grazie all'intervento dei vigili del fuoco.
Si è sentito male mentre camminava tra gli stand a pochi metri dai vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti con le prime manovre di rianimazione. È accaduto ieri attorno alle 13 in fiera a Pordenone durante l'evento Naoniscon. Un visitatore infatti era stato colto da arresto cardiocircolatorio cadendo a terra e perdendo i sensi. La squadra del comando provinciale dei pompieri, una volta allertato il 112, ha iniziato sul posto le manovre di rianimazione cardiopolmonare utilizzando anche un defibrillatore. All'arrivo dell'automedica i vigili del fuoco erano riusciti a rianimare l'uomo che, anche se cosciente, è stato preso in carico dal personale sanitario che ha provveduto a trasportarlo all'ospedale di Pordenone con un codice di media gravità per tutti i successivi controlli del caso. Ed ora torniamo a parlare di minorenni. Abbiamo visto in apertura la notizia delle due ragazzine che sono state fermate dalla polizia di Treviso dopo che avevano aggredito e rapinato una coetanea a Treviso, proprio nel cuore di Treviso. Ed ora ci spostiamo a Padova, sempre minorenni purtroppo al centro dell'attenzione, hanno fatto spesa all'Ikea e stavano uscendo senza pagare, 2 minorenni denunciati dai carabinieri. Hanno provato a uscire dal passaggio senza acquisti, ma hanno fatto scattare le barriere antitaccheggio i 2 minorenni denunciati dai carabinieri per furto aggravato in concorso a Noventa Padovana. A chiamare i militari l'addetto alla vigilanza dell'Ikea, che era riuscito a fermare i 2 giovani prima che si dileguassero. I carabinieri giunti al negozio hanno perquisito i 2 quindicenni in Italia senza fissa dimora, che erano riusciti ad impossessarsi di merce varia per un valore di circa 460 euro. Ed ora invece parliamo di una notizia di solidarietà da parte di un parrucchiere di Treviso che ha aperto il suo salone per ricordare la sua mamma che non c'è più e per raccogliere fondi a favore dell'Advar proprio nella giornata della mamma. È stato tutto studiato appunto per la festa della mamma, è un modo per ringraziare Advar per l'aiuto che ci ha dato nel momento del bisogno e quindi mi piaceva omaggiarli in questo modo qua, sia mia mamma che tutte le mamme che sono venute a mancare. Nicola Barera qualche mese fa ha perso l'amata madre Ornella e in questa domenica ha voluto aprire il suo salone di parrucchiere per omaggiare tutte le mamme, anche quelle che non ci sono più, proprio nel giorno della loro festa. Un'occasione per ringraziare e sostenere concretamente il lavoro dei volontari dell'Advar che hanno accompagnato Nicola, la sua mamma e tutta la loro famiglia nel momento più doloroso. Senza l'Advar sarebbe stato molto difficile. Advar dal mio punto di vista è sostegno, solidarietà, affetto per le famiglie e un accompagnamento dignitoso al fine vita. Un colpo di spazzola, una piega con la piastra, un momento per prendersi cura di se stesse, ma anche per essere solidali con chi sta soffrendo. E ho visto sui social che aveva postato l'iniziativa, quindi mi sembrava carino venire in un momento così, unire l'utile al dilettevole, quindi è stata una bella iniziativa. Tutte le mamme che non ci sono più e tutte le persone care che non sono più con noi. Tanti gli amici e le clienti che hanno voluto essere presenti in questa giornata di solidarietà. Quanto raccolto in questa domenica è stato interamente devoluto all'Advar. Chi è passato anche solo per un saluto, chi a farsi la piega, però devo dire tutte molto contente e quindi sono proprio felice di questo. E domani si celebra la giornata internazionale dell'infermiere. In Veneto il quadro è emergenziale, in netto calo le iscrizioni ai corsi universitari. Sono 37.195 gli infermieri iscritti all'albo in Veneto, ma all'appello ne mancano 5.000. È una cronica carenza quella che alla vigilia della giornata internazionale dell'infermiere registra il sindacato Nursing Up, alla quale si aggiunge la perdita di appeal di una professione che vede un continuo calo delle iscrizioni ai corsi universitari, nonostante l'aumento dei posti, con una diminuzione delle domande per l'anno accademico 2023-2024 del 20% per l'Università di Padova e dell'11% per quella di Verona. Gli infermieri mancano perché se ne vanno dalle strutture pubbliche verso attività di professione di attività libero professionali, piuttosto che nel privato, piuttosto che in contesti dove il guadagno è sicuramente più significativo.
Dati Istat alla mano, lo stipendio annuo di un infermiere si aggira sui 24.000 euro, ben al di sotto di quanto accade in altri paesi europei, Gran Bretagna, Svizzera, Svezia e Norvegia tra gli altri, o in Arabia Saudita, nuova destinazione attrattiva per gli apprezzatissimi infermieri italiani. A questo si aggiungono condizioni di lavoro sempre più difficili. Richiami continui in servizio, le ferie non assegnate anche quando chieste, lo spostamento in reparti sovraffollati di pazienti e allora il tutto, le due cose sono un connubio. L'una non esclude l'altra perché le condizioni di lavoro peggiorano sempre di più per la carenza, e la carenza è figlia della questione economica e non solo. Le richieste sono chiare: il governo deve investire, ridare dignità economica alla professione con rapidi rinnovi contrattuali e l'aumento di fondi per porre rimedio a una situazione che vede in Veneto fortemente a rischio soprattutto i presidi sanitari più disagiati come quelli montani e pedemontani. Ed ora andiamo nel Trevigiano con l'ultima lezione per l'Università del Tempo Libero per adulti. Sale in cattedra il sindaco di Spresiano Marco Della Pietra, un anno con record di iscrizioni. Ultimo giorno di scuola per l'Università del Tempo Libero per adulti. In sala consiliare la lezione che chiude l'anno con un record di iscrizioni. Persone non solo residenti a Spresiano ma arrivate anche dai comuni limitrofi. Abbiamo raggiunto circa 190 iscritti, il che nel panorama provinciale ci pone ai vertici, almeno per i comuni più o meno paragonabili al nostro per popolazione, e la qualità della proposta è stata varia, elevatissima e soprattutto molto apprezzata dai frequentatori. Lezioni ma anche attività esterne con tanto di relatori da Venezia ad Asolo per scoprire alcuni aspetti culturali e architettonici del territorio. Gli argomenti toccati sono stati diversi: letteratura, storia dell'arte, psicologia, scienza. Siamo riusciti a portare a casa 24 incontri in presenza come lezioni, e sempre molto partecipate, abbiamo avuto dai 70-80 fino anche a 100 presenze per una singola lezione, e quindi 24 incontri con 7 uscite. L'ultima uscita sarà sul Vaillant lunedì 13. Per l'ultima lezione è salito in cattedra il sindaco di Spresiano. È stata un'annata davvero eccezionale, con numeri che rendono orgoglioso me in quanto sindaco, ma credo tutta la comunità spresianese. 193 persone che si iscrivono all'Università del Tempo Libero non sono cosa da tutti i giorni. Un programma eccellente, tanti incontri e niente, io mi auguro che il prossimo anno si possa quantomeno pareggiare il risultato di quest'anno, quindi molta soddisfazione da parte mia. Intanto si guarda al futuro. Vista la partecipazione di quest'anno, si sta già pensando a trovare una nuova location. Il numero di iscrizioni potrebbe salire oltre quota 200. Dal 13 al 18 maggio al Teatro Mario del Monaco di Treviso la 51esima edizione del concorso internazionale per cantanti lirici Toti dal Monte. Un'edizione, quella di quest'anno, del premio Toti dal Monte, che si annuncia già un successo. Basti dire che sono state 190 le domande pervenute, mentre alla fase delle eliminatorie dal 13 maggio saranno 167 i candidati in gara, provenienti da 31 paesi di tutto il mondo, 15 dal Veneto e 5 dalla Marca. È un'operazione culturale enorme, di grandissimo spessore, che, come effettivamente sta accadendo, configura anche la città di Treviso come una destinazione importante, sia sotto il profilo turistico che sotto il profilo culturale. Gli artisti in concorso potranno esibirsi al Teatro Mario del Monaco fino al giorno della finale, il 18 maggio, di fronte alla giuria presieduta dal direttore della Deutsche Oper di Berlino. I cantanti concorreranno per i ruoli del Flauto Magico di Mozart, opera che sarà in cartellone nelle nuove stagioni liriche dei teatri di Treviso, del Verdi di Padova e del Sociale di Rovigo. Un titolo importante, un titolo che mancava da 30 anni nel concorso, la sola seconda volta
volta che lo presentiamo, un titolo giocoso, festoso, quindi che piacerà al pubblico, in lingua originale perché ci teniamo sia in lingua tedesca, magari nei dialoghi provvederemo poi nella produzione a fare anche dei tagli e con doverosi sottotitoli o sopratitoli in italiano. I candidati dovranno superare una prova eliminatoria e una semifinale a porte chiuse, mentre la serata finale sarà aperta al pubblico e vedrà la lettura dell'opera con l'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta diretta da Massimo Raccanelli. In quell'occasione saranno anche consegnati 3 premi speciali. Prima di andare in pubblicità vi ricordo il sondaggio che vi abbiamo proposto noi oggi, che lo vedete la domanda in sovraimpressione Naia di 6 mesi, una proposta che sta arrivando da più parti per ragazze e ragazzi. Per voi è giusto? Se volete rispondere di sì lo vedete in verde 0422 1626 691, se invece volete rispondere di no in rosso 0422 1626 690. Potete ovviamente iniziare a votare anche ora. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione di questa sera in prima serata Ring. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio perché avremo come ospiti gli alpini, quindi ripercorreremo questa grande festa, ripercorreremo anche tutto lo sfilamento e i record di ascolti delle nostre emittenti con 1.500.000 spettatori che hanno guardato la nostra rete, le nostre reti del gruppo, e anche il record proprio di alpini allo sfilamento di Vicenza ieri. Ci fermiamo qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, lo avevamo annunciato prima, ospiti con noi oggi immancabili, gli alpini della sezione di Conegliano. Ve li presento subito: Alessandro Cenedese, buongiorno. Buongiorno. E Claudio Botteon, buongiorno anche a lei. Buongiorno. Insomma, parliamo ovviamente di questa adunata, la possiamo dire l'adunata dei record nello sfilamento, record di ascolti, lo ricordiamo, 1.500.000 spettatori incollati alle televisioni del nostro gruppo per guardare insomma questa giornata indimenticabile e fortunatamente una giornata graziata dal sole. Era davvero tantissimo che non vedevamo insomma un'adunata sotto il sole. Bellissima adunata, molta partecipazione. Io sono arrivato a Vicenza il giovedì c'era già tantissima gente che normalmente non vedevamo il giovedì. Al venerdì era impossibile ormai circolare per camminare per il centro di Vicenza. Il sabato poi è stato veramente tantissima gente, il tempo bello, bellissimo. E come numeri? Come numeri io dico che penso che abbiamo superato tutti, adesso non ho disfilata, ho letto i giornali, parlano di 100.000 presenze alla sfilata, solo alla sfilata, che normalmente andavamo a Treviso, siamo arrivati a 90.000 come sfilata, abbiamo superato tutti i numeri, ci sono ancora numeri ufficiali, però questo è quello che si legge sui giornali, comunque tanti, abbiamo finito alle 10:30, siamo andati ben oltre a quelle che erano le previsioni, insomma. Se dovesse descrivere questa adunata, questa di Vicenza? Quella di Vicenza è senz'altro, penso, l'adunata record, come diceva appunto il mio collega Alessandro. La partecipazione della gente si è vista sotto tutti i punti di vista, sia emotivo e sia di presenza fisica. Non c'erano solo, diciamolo pure, italiani, ma c'erano anche stranieri, erano tutti che ci applaudivano, tutti che ci apprezzavano. Le strade erano piene a tutte le ore, tanto per dirne una, ieri sera noi abbiamo sfilato come Conegliano tra le 7 e le 8 circa, c'erano ancora 4 file parte per parte lungo lo sfilamento di gente che ancora ci applaudiva e ci aspettava. A ora di cena è già un ottimo risultato. Cioè è significativo anche che insomma non solo la presenza massiccia non solo degli alpini ma proprio anche dei cittadini che sono venuti per assistere al vostro sfilamento, per assistere a questa 3 giorni di festa, ma tantissime persone, abbiamo visto 1.500.000 contatti, insomma che incollate alla televisione per vedervi. Bello proprio quello che ci entusiasmava, vedere proprio tutta questa gente che ci applaudiva.
l'emozione di vedere tutta questa gente, poi quando passi in sfilata e vedi tutto questo, ti rende veramente momenti belli veramente. Se dovessi descriverla in poche parole questa Adunata, che Adunata, oltre che dei record, che Adunata è stata? Ma bellissima, almeno per noi alpini, insomma, che ce la sentiamo nel cuore, sono emozioni forti. Adesso la stecca è passata. Adesso che la stecca è passata abbiamo il prossimo appuntamento ce l'abbiamo a Bibbione, che è tra un mese circa, tanto è vero che ci siamo trovati proprio con il mio presidente Francesco Botteon, ci siamo trovati a Vicenza con il presidente Franco Munavini della sezione di Venezia. Questa è l'Adunata Triveneta? La Triveneta, tanto è vero che dobbiamo andare un sabato, andremo giù in sopralluogo perché abbiamo il passaggio della stecca, perché come sapete tutti nel 2025 avremo la Triveneta a Conegliano. Pertanto ecco, quindi diciamo Bibbione 2024, Adunata Triveneta, quindi ci spiega come sarà questa Adunata? Questa Triveneta noi andremo giù in sopralluogo appunto per il passaggio della stecca, perché chiaramente vorremmo fare le cose fatte bene come siamo abituati a Conegliano. Poi per tutto quanto riguarda per il 2025 abbiamo Claudio che è tra gli organizzatori degli eventi, che sta portando avanti tutti gli eventi. Bibbione sicuramente mi auguro che sia una bella Triveneta. Quando sarà adesso? 14-15, se non vado errato, se non sbaglio data, 14-15 giugno. Quindi speriamo, insomma, graziati anche questa volta dal sole. Speriamo che sia graziata dal sole, perché vicino al mare l'aria ci porta via le nuvole. Perché siamo abituati, dobbiamo dire che nelle ultime radunate, insomma, la pioggia non ha mai fermato gli alpini. Abbiamo sempre qualcuno che prega per noi. Noi alpini... Gli applausi a cattiveria. Quindi passerà la stecca, Adunata 2025 invece a Conegliano, una macchina organizzativa imponente, insomma non facile, ecco, per chi magari non è del mestiere, esatto, non si rende conto di cosa vuol dire organizzare una sfilata, una Adunata di questo genere. Infatti siamo già partiti, io sono responsabile degli eventi del centenario, siamo già partiti circa 3 mesi fa, manca ancora un anno già a oggi, ma noi siamo già a buon punto. Diciamo che l'80% più o meno degli eventi e dell'organizzazione, soprattutto dell'ultima settimana a Conegliano, il clou delle manifestazioni, è già messo su carta bianca, è già a posto. Stiamo valutando tutti i particolari, abbiamo diviso in 2 blocchi gli eventi, ossia il centenario, che si svolgerà il mese di giugno a Conegliano, centro della sezione, quindi anche per centenario e raduno Triveneto insieme, abbiamo 2 eventi nello stesso momento. E poi aspettando il centenario, che sono tutti gli eventi fatti attraverso i 30 gruppi che compongono la sezione, perché in questo modo coinvolgiamo tutti i 5.000 alpini, tutti i 30 gruppi della sezione, tutti si sentiranno coinvolti e si sentono già coinvolti in quello che è il centenario e il raduno Triveneto nostro sezionale. Siamo già partiti con alcuni eventi dei gruppi, organizzati dai gruppi, io li cerco di coordinarli, e i gruppi si stanno organizzando e stanno andando avanti con tutti gli altri eventi. Arriveremo fino a maggio del 2025 con questi eventi, diciamo, periferici, per convergere poi nell'ultimo mese al centro a Conegliano, e là sarà il clou delle manifestazioni. Ci aspettiamo di bisciare i risultati del 90° e anzi senza diciamo porci obiettivi superlativi, di fare anche qualcosa di più. Ecco, quindi quando è che sarà l'evento? 13, 14, 15 giugno del 2025. Sì, esatto. Abbiamo già destinato il venerdì sera, che sarà la serata concerto al Duomo di Conegliano, ripresa da Antena 3, da voi in diretta,
Noi seguiamo sempre gli alpini, abbiamo visto ieri la maratona, certo, che abbiamo seguito con loro questi 3 giorni. Abbiamo già i 2 cori definiti al 99%, quindi sarà il nostro coro, il Bedeschi, e poi il coro Congedati Tridentina. Poi il sabato faremo 2 eventi nello stesso tempo ma separati, ossia il concerto i Congedati della Brigata Cadore al Teatro Accademia, mentre in città, in tutto il centro città, in 6 siti esattamente, ci saranno 10 cori che si alterneranno attraverso le loro esibizioni. Poi tutti quanti a mezzanotte convergeranno sulla gradinata degli Alpini per la chiusura con l'inno nazionale, come avevamo fatto anche 9 anni fa. Quindi sarà un evento sicuramente molto molto partecipato, e poi abbiamo la domenica, chiaramente la domenica cerimoniale, quindi sarà la sfilata e tutto il resto. Prima però voi sarete in massa anche a Bibbione. Saremo in massa anche a Bibbione, spero visto che siamo anche più vicini, di aumentare anche noi, perché la donata di Vicenza eravamo come sezione 600 alpini che hanno partecipato. A Bibbione spero che sicuramente aumenteremo i numeri, saremo sicuramente in massa molto numerosi. Ecco, fra poco vedremo, magari se la regia poi ci fa vedere insomma un po' i numeri e la partenza, come è andata insomma dalla sezione di Bassano, che ovviamente è unita a quella di Vicenza. Però prima di questo, da Conegliano da quanti siete partiti da Conegliano siamo partiti, avevamo tantissimi gruppi che avevano i vari siti, che hanno montato capannoni e tendopoli e quant'altro. Diciamo che metà dei nostri gruppi erano alloggiati con vari capannoni e quant'altro. Alla sfilata erano 600, però sicuramente erano molti di più, perché tanti alpini ormai sono un po' avanti con l'età, tanti non riescono più, la sfilata è molto impegnativa, perché insomma sono i 2,5 km, 3 km di sfilata, e non per tutti gli alpini si riesce più è dura per noi che siamo un po' più giovani, comunque siamo insomma una sezione molto, molto numerosa, cioè molto che partecipa, numerosa. Allora, vediamo insieme il servizio proprio realizzato dalla nostra redazione di Bassano, e dopo continuiamo ovviamente a parlare di questa davvero giornata importante. 2 cuori che hanno battuto all'unisono, Bassano e Vicenza, durante i 3 giorni di una donata storica per tutto il territorio, a unire tradizione, storia e riconoscenza verso 100.000 alpini che da tutta Italia hanno voluto esserci. È stato il Ponte Vecchio, una tappa d'obbligo per chi domenica ha sfilato, un ritorno a casa per chi a Bassano e su quel ponte ha lasciato il cuore, un bentornato a casa che la città degli alpini ha voluto dedicare a quasi 15.000 persone presenti nel weekend. Un ponte invaso d'affetto, di allegria, di festa, di voglia di dire grazie agli alpini, di darsi davvero una mano e un bacino d'amore. E poi le emozioni scandite dalla banda Ana Montegrappa, che ha attraversato la città come un'onda tricolore di orgoglio, di senso di appartenenza e di comunità. Che effetto fa rivedere queste immagini? Io ero presente a Bassano quando hanno fatto, che hanno dato il cappello alpino ai militari, è stata un'emozione veramente sopra il ponte, poi il ponte di Bassano. È la storia. Lì è la storia. Diciamo che Vicenza ha la storia degli alpini, perché abbiamo il Monte Pasubio, abbiamo il Tomba, abbiamo molte realtà. Vicenza c'è veramente la storia lì. Un significato ancora più importante, se possiamo dirlo. Certo, il significato è storico, perché noi qui come Treviso abbiamo il Piave, ma Vicenza ha tutte le montagne
appunto del Pasubio a Asiago, tutta quella fascia che ha resistito non solo i primi 2 anni ma anche il 2018 durante la Prima Guerra Mondiale. Quindi qui è una guerra che è stata vissuta, è giusto anche dirlo, non solo dagli eserciti ma soprattutto dalle popolazioni, è patita dalle popolazioni locali e quindi è giusto anche rimarcarla, è giusto evidenziarla, è giusto farla vedere, farla capire soprattutto alle nuove generazioni. Infatti quando noi ci troviamo in adunata, che l'adunata non è solo goliardica ma è soprattutto emotiva, quando vedi gente di 80 anni e passa, che si abbracciano, che non si vedono dopo 50-60 anni, è una cosa che ti prende insomma. Ecco, fra le varie interviste che abbiamo fatto ieri, la cosa che più ci ha fatto insomma anche emozionare sono stati proprio non solo i tanti anziani che sono venuti, nonostante insomma l'età, hanno voluto essere presenti, ma anche i figli, le figlie di alpini che oggi non ci sono più e che non vogliono lasciare questa famiglia, cioè che quindi hanno continuato ad essere presenti con il cappello del proprio... È un onore infatti per loro, portano il cappello sul cuscino per proseguire il ricordo di quello che è l'alpinità del loro caro, che è diventata ormai alpinità della famiglia, questo possiamo dire. Insomma, sono giornate davvero indimenticabili perché gli alpini sono davvero un corpo un po' diverso da tutti gli altri, insomma i cittadini sono molto vicini agli alpini, questo è proprio, lo abbiamo visto in tutte le adunate che abbiamo fatto, con persone che si spostano di città in città pur di seguirvi, anche persone che magari non hanno alpini come familiari. È quello che ci fa molto piacere, perché anche le amministrazioni locali, anche dopo tutto, perché io vedo anche sul nostro Conegliano abbiamo l'amministrazione che con gli alpini, ma genere un po' tutti con gli alpini, perché se andiamo a vedere con la pandemia, lo dicono tutti, quando andavamo a portare fuori le mascherine e che c'era, nessuno riusciva a aprire la porta perché avevano paura, però quando vedevano un cappello alpino ti aprivano la porta, abbiamo passato quella pandemia lì che è stato un momento veramente duro in tutti i sensi. E gli alpini hanno fatto la loro parte. La fiducia che ci dà la gente si vede appunto in questi contesti e ogni anno si ripete anche quando facciamo la colletta alimentare, ad esempio. Quando vedono il cappello alpino tu vedi che i contenitori si riempiono. Ecco, dobbiamo dirlo. E questo è un segno per noi. E dobbiamo dire perché insomma gli alpini non sono solo l'adunata, non sono solo lo sfidamento, non sono solo la grande festa, ma è un corpo di solidarietà, perché ci sono tante le iniziative, giusto? In particolar modo solo solidarietà più di tutto. Ecco, vogliamo ricordare magari qualche iniziativa importante, tipo questa della catena alimentare? Sì, noi facciamo appunto la colletta alimentare, noi facciamo il banco farmaceutico, facciamo tante altre iniziative anche a livello locale attraverso i gruppi, in appoggio diciamo, a persone bisognose, eccetera. Come solidarietà, quando i comuni chiamano, vedo che i gruppi rispondono sempre. Quindi la presenza, la partecipazione è sempre numerosa e compatta. E come diceva lei, poi quando vedono il cappello alpino la gente si fida? È un simbolo, il nostro è un simbolo. Quindi la gente non guarda noi come persone, ma guarda noi come cappello. Questo è il simbolo. Ecco, mi viene una domanda, perché insomma si parla molte volte, adesso si parlava, magari facciamo anche rivedere il sondaggio mentre ne parliamo, proprio di riprendere una sorta di naia, quella che insomma non c'è più perché ha formato in realtà gli alpini, ha formato gli uomini di oggi, e qualcuno dice ma una naia di 6 mesi forse a ragazzi e ragazze potrebbe servire. È vero, la naia, io mi ricordo, ero ragazzino, nato sotto le armi,
I miei commilitoni avevano un anno in più, i più anziani, però li vedevo con gli occhi molto anziani. Praticamente in quel periodo ti facevi uomo, ti facevi adulto. L'ANAI ha servito per tante cose, perché hai imparato tante cose. Però sinceramente è una cosa che non so se riusciamo, se è una cosa fattibile che si possa... Secondo lei sarebbe utile questo? Utile sicuramente sì, però il contesto è che non so se ci sono i requisiti per poter intraprendere quella strada. Secondo lei i giovani oggi? I giovani avrebbero bisogno di, non dico un anno, ma 6 mesi di naia. Il problema è grosso, è che non abbiamo più le caserme, non abbiamo più i mezzi, anche finanziari. Quindi è un po' tutto da vedere, da studiare in che termini, in che sistemi poter inserire un qualcosa, perché un qualcosa andrebbe fatto, perché i nostri giovani, da come si vede appunto anche dalle vostre riprese televisive, hanno bisogno di un supporto, di un qualcosa, di coinvolgerli in quelle che sono anche le iniziative nostre, i gruppi, il modo di rapportarsi con gli altri, che non deve essere peggiorativo o negativo, ma deve essere positivo. L'aggregazione deve essere positiva, come facciamo noi. Noi ormai purtroppo andiamo avanti con gli anni, ma cerchiamo sempre di porre il nostro modo di fare positivo nei confronti della popolazione e di tutti quelli con cui andiamo a contatto. Purtroppo questo sistema sembra non abbia seguito con le nuove generazioni. Lì ci sarebbe bisogno di qualcosa, ma è da studiare. Comunque abbiamo i campi scuola che stiamo portando avanti. Ecco, ne avevamo parlato anche proprio di questo, dei campi scuola. Abbiamo campi scuola e noi già da qualche anno che li portiamo avanti come la nostra protezione civile, è una cosa che funziona. I ragazzi, tanto è vero, abbiamo aperto le iscrizioni proprio settimana scorsa, mi sembra, nell'arco di poche ore abbiamo esaurito il numero. Ecco, perché magari ci sono anche giovani, adesso l'avete esaurito o magari c'è qualcuno che voleva fare, però questi campi scuole dove vengono fatti e a chi può? Noi quest'anno, anche l'anno scorso, l'abbiamo fatto in collaborazione con la sezione di Valdobbiadene, e l'abbiamo fatta nelle pianezze. È stata una settimana, perché non si può, giustamente come logistica non si può andare oltre, però è stata i ragazzi soddisfattissimi. Ecco, di che età possono partecipare a questo campo scuola? Noi l'età mi sembra se non vado errato, 14 anni, mi sembra terza media. Mi sembra che 14 anni? Mi sembra che è quell'età lì. 13, 15, non sono io che mi occupo di quello, però mi sembra che l'età sia quella. Io sono andato nel pianista insieme col presidente, sono andato a trovarli anche l'anno scorso, parlando con i ragazzi erano veramente entusiasti. Una settimana senza telefono, a farsi il letto, a fare le curve come facevamo, seguire delle regole, come facevamo sotto un'aria, con l'altra bandiera alla mattina. Bellissimo. Ragazzi e ragazze comunque. Chiaramente ci vuole una squadra di supporto della protezione civile che li segua, perché sono ragazzi, insomma, non li può. Come reagiscono di fronte a questa che è una novità proprio? Sì, reagiscono molto bene, poi soddisfatti veramente. Diciamo che su 50 c'è stato uno che ha avuto il momento ma ci sta, insomma, ci sta perché insomma vai via 10 giorni di casa abituati come non noi, ma adesso sotto la chioccia, esatto. Pertanto diventa un po' duro. No, veramente è una cosa che sta funzionando bene. Dico, abbiamo aperto le iscrizioni, nel giro di 2 ore si è completato. Le famiglie sono d'accordo, proviamo in questa maniera. Infatti lo dimostra anche il fatto che più o meno il 60% di ragazzi e ragazze che partecipano cercano di reiscriversi gli anni successivi, almeno l'anno dopo sicuramente. I posti purtroppo sono limitati, molti riescono, altri no, però c'è un seguito, è stato un successo questa idea. Questo è anche un modo, insomma, per avvicinare davvero i giovani a questo mondo, che è un mondo importante, perché, ripeto, il mondo, insomma, degli alpini è un mondo di solidarietà. È proprio l'unico modo per poterli inserire in quella strada. Ecco, viene fatto una volta solo Sì, periodo estivo adesso.
Infatti diciamo che i ragazzi comunque non vengono inquadrati negativamente, cioè disciplina e basta, non è come i nostri tempi, i tempi della naia, della leva, vengono coinvolti, queste che sono, chiaramente ci sono delle direttive perché ognuno deve seguire il suo ruolo, i suoi compiti. Però vedo che i ragazzi accettano, infatti lo dimostra appunto il fatto, come dicevo, che l'anno dopo tentano di reiscriversi perché si trovano, magari spostandosi di luogo, perché sono anche a livello nazionale i campi, e cercano di portarsi in un altro luogo per vedere anche altri siti storici, eccetera. E sono più le ragazze o i ragazzi che... Ma più o meno siamo là, metà e metà. Sì, anche le ragazze stanno rispondendo molto bene. Vengono fatti diversi corsi, dalla sopravvivenza alle marce in montagna, teoria, pratica, un po' di tutto. Vedo che rispondono molto bene, infatti lo stanno dimostrando. Ma questo è anche un... Ci tengo a precisare una cosa, che l'età, i campi scuola che facciamo come sezione sono l'età che dicevo prima, quelli nazionali invece vanno dai 18 ai 25 anni, cioè già un'età molto Però più... il fatto che i giovani accettino di partecipare a questi campi scuola degli alpini potrebbe essere, e a quest'età, fra l'altro 18 anni, potrebbe essere anche davvero un modo per... pensare, anche a ripensare alla naia che insomma magari non di un anno ma magari di 6 mesi, probabilmente anche volontarie, ma magari ci sarebbero... Sì, qualcuno di questi infatti si iscrive dopo alla ferma, quella volontaria, ce ne sono diversi che si iscrivono alla ferma volontaria, quella di un anno e poi si rinnova, eccetera. Il discorso leva purtroppo è un discorso un po' complesso, che non riusciamo sicuramente a sviscerare oggi in questo modo, è una cosa più a livello nazionale, è una cosa ad alti livelli. Però insomma, per chiudere, diciamo che questo è stato un appuntamento davvero, l'appuntamento dei record, quello di Vicenza, ma ricordiamo i 2 appuntamenti ormai vicini, che sono quello del 2024. Abbiamo la Triveneta a Bibbione e poi noi come sezione abbiamo Evaduno del gruppo Conegliano che è a ottobre, 25, 26 e 27. Sarà inserito aspettando il nostro centenario. E inizieremo al venerdì sera, venerdì 25, che abbiamo un momento con Tony Capuotto, una presentazione di un suo libro. Al sabato abbiamo la conferma ormai della Fanfara della Giulia in congedo, che faremo sfilata e concerto in Piazza Cima. Alla sera faremo il carosello, facciamo il carosello in Piazza Cima e il concerto alla sera al Teatro Toniolo. La domenica solita sfilata che faremo per poi convergere in Piazza Cima discorsi ufficiali. Quindi insomma gli alpini si vedranno ben presto, prestissimo, ormai manca poca anche per quella di Bibbione e poi li ritroveremo ancora nella Triveneta a Conegliano. Io vi ringrazio davvero per essere stato con noi, grazie a voi, davvero. Grazie a voi per questo momento. No, grazie a voi insomma per esserci. Vi ricordo questa sera la nostra trasmissione Ring, ovviamente ci sarà come ospite a parlare Giacomo Possamai, sindaco di Vicenza, per fare un bilancio di questa 3 giorni degli alpini, poi Ugo Biggeri, candidato Movimento 5 Stelle, Valeria Alloccati, Pace, Terra, Dignità, Alberto Ruggin, Più Europa, Gio Formaggio, Fratelli d'Italia. Questi gli ospiti di questa sera Ring trasmissione in prima serata. A me non rimane dunque che salutarvi, appuntamento sempre domani per la prima edizione. Grazie davvero ai registi che ci hanno seguito qui passo dopo passo, grazie, arrivederci.